Amici dell'Edicole di Pinuccio, ben ritrovati finalmente. Siamo in diretta dal Palabonini di Cinquefrondi, dove la formazione calabrese incontra la Pallavolo Bari. Siamo nel quarto Memorial Carla e Michele Fidale. La finale primo e secondo posto. Prova. Amici dell'Edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta finalmente dal Palabonini di Cinquefrondi, al quarto Memorial Carla e Michele Fidale, dove si disputerà a breve la finale primo e secondo posto tra la Pallavolo Jolly Cinquefrondi e la Pallavolo Bari. È in corso lo start and six della Pallavolo Jolly Cinquefrondi. Finale terzo e quarto posto che si è disputata stamattina, vinta per 3-0 secco della Versa. Formazioni schierate in campo. Dalla parte della Jolly abbiamo il numero 1 Samuele Aprile, il numero 3 Mateus Dallagnol, il lazzatore Alessandro Bellucci, poi c'è Giovanni Chillemi, Laganà Domenico e schierato anche il nuovo centrale arrivato da 2 giorni Gianluca Concolino, che partirà al servizio, mentre dall'altra parte abbiamo schierato il numero 1 De Tellis, il numero 5 Luca, il numero 7 in campo, il numero 8 Show, il numero 9 Petruzzelli e il numero 14 La Torre. Fischia l'arbitro e si parte con 1 minuto di silenzio. Rispettato correttamente il minuto di silenzio qui al Palabonini e adesso si può iniziare con Gianluca Concolino al servizio, il centrale del Cinquefrondi. Subito all'attacco del Bari.
risponde con una pipe Mateus Dallagnol, si affida ancora all'opposto il Bari. Muro della Jolly prende Mateus Dallagnol, attacca subito Lagana e c'è l'urlo del Palabonini. Al servizio ancora Coccolino, Dallagnol, poi attacco out da parte di Chillemi. A servizio per il Bari di Gregorio. Zabellucci, un ottimo attacco di Chillemi. Al servizio adesso l'opposto, Lagana. Forte muro della Jolly, poi un grande attacco dall'opposto numero 7 in campo. In campo Giovanni. Attacco centrale, Samuele Aprile tocca il muro ma non riesce a rimandare nel campo della Jolly. Siamo sul 3-2. Non sono in diretta io. Prova. A servizio l'ex Chillemi, ritornato alla Jolly, poi attacca centralmente il Bari, ottiene il terzo punto, il punto della parità. Servizio il numero 7 in campo. Attacca Mateus Dallagnol, forte. Risponde il Bari. Bellucci cerca Lagana. Salomone, poi Mateus Dallagnol costretto a rimandare di là. Attacco centrale e out. Chiedono il tocco i giocatori del Bari, adesso non si lamentano. Troppo vicino al microfono hai. Vedi che fa. Samuele Aprile a servizio. Un ottimo attacco del Bari. Punteggio di nuovo sulla parità. Prova. Al servizio il numero 5 Giorgio Luca, il capitano. Alza Salomone, attacca Mateus Dallagnol, non riesce a prenderla in campo. Molto forte il suo attacco. Adesso Jolly in +1 con l'alzatore al servizio, Alessandro Bellucci. Secondo anno consecutivo per lui alla Jolly. Non al meglio la ricezione. Riesce comunque ad attaccare Bari. Mateus Dallagnol ancora. Poi free ball sfruttata al meglio dal centrale Gianluca Coccolino.
Ancora il servizio la Jolly, avanti di 2 punti. Alessandro Bellucci pronto con la jump float. Murato da Mateus Dallagnol, il tentativo d'attacco del numero 9 Petruzzelli. Rivediamo il replay. Ancora Alessandro Bellucci al servizio. Si aiuta col nastro, la palla viene recuperata, poi un attacco forte, Sbuccia la palla Giovanni Chillemi, era destinata fuori. Buonasera, sono Renato, buona visione a tutti. la torre al servizio. Mateus Dallagnol riceve e poi attacca bene Lagana, opposto 5 frondese. Proveniente da Reggio Calabria, proprio come il coach Polimeni. Ora la Jolly al servizio con Mateus Dallagnol, il martello brasiliano. La sua forte spin, bellissimo Salomone, l'attacco. la Canari butta dall'altra parte, out. Alla battuta per la Jolly ancora Mateus Dallagnol, viene chiamato time out dalla squadra ospite qui a Cinque Frondi, dall'allenatore Cavalera e dall'assistente Guarini. Fischia l'arbitro, pronte le squadre a rientrare in campo. Sempre Mateus Dallagnol al servizio. Approfittiamo per salutare tutti i brasiliani, abbiamo 4 brasiliani in squadra, quindi tutte le famiglie dei nostri giocatori, giunga un saluto qui da Cinque Frondi. Fortissima la battuta di Mateus Dallagnol, poi un ottimo primo tempo del Bari. Non riesce a difenderla la Jolly. Battuta spin a Zabellucci, poi pallonetto cercato da Chillemi. C'è stata un'invasione comunque. E poi Mateus Dallagnol non ha avuto i riflessi di buttarsi per prendere questo pallone. Giorgio Luca al servizio. Sfiora il nastro. Bellucci riesce a tenerla, chiamata una doppia. Arriva in corsa Bellucci su questa ricezione dopo una forte battuta del numero 8, ho sbagliato, Scio Fabio.
avevo preso per il numero 5, numerini piccoli. Laganà, tocco del muro, salvataggio, free ball. Intanto poi Bellucci e Laganà si scontrano. è out. Stavolta Laganà la Dopo manda fuori. questi momenti di confusione in campo, nove pari. Fortissima la battuta spin. Pallonetto, Pallonetto. è recuperata, A me non sembrava segna a avesse terra. fatto terra. Non era a terra, vero? Eh. Comunque non l'hanno poi. Tenuta. Rivediamo il replay. Punto Giolli. Gianluca Coccolino al servizio. direttamente a rete. Valentino Carella, no, 17, Di Gregorio, Gian Domenico al servizio. Non hanno il numero sulle spalle i giocatori del Bari. Mateus riceve, Laganà, per fortuna sbucciata palla da Samuele Aprile, Muro. nel frattempo attacco del Bari finisce a terra. 10-11. C'è stato il muro, non c'è stata la copertura da parte della Giolli. Sì, troppa confusione in campo. 10-11 in vantaggio il Bari. Sempre numero 17 Di Gregorio, riceve Mateus dall'Agnol. È in campo? No, è in campo. Giovanni Chillemi è in campo. Domenico Laganà al servizio. Lunga. Salomone riceve, alza Bellucci, cerca, viene murato Chillemi. Tanto al servizio è Petruzzelli. Si ferma sul nastro la palla. 12-13. Chillemi al servizio. Giovanni Chillemi ritornato a 5 frondi, aveva già militato, ricordi Gabriele? Sì, è stato uno dei primi acquisti di questo mercato estivo. Ottima Salomone, Mamma mia. copertura, Bravissimo. Laganà anche dall'altra parte, pallonetto, Bellucci, sempre poi confusione in attacca campo, questa volta si insacca il muro, tentano di defibrillare questa palla ma rimane nel campo del Bari. 13 pari. Abbiamo visto una bella azione con soprattutto due grandi recuperi, una di Salomone, l'altra del giocatore del Bari. Stiamo sul 13 pari, adesso va al servizio Chillemi. Pallonetto. C'è un'invasione di Mateus dall'Agnol. Passa in vantaggio la formazione di Bari, 13-14. Chi c'è in campo? Giovanni. In campo. Chi c'è in campo? In Giovanni. campo. Numero 7.
Ottima la Fortissima. battuta, molto forte, cerca di recuperare, ma finisce quasi fuori campo l'alzatore Bellucci. Ieri invece questo tentativo di recupero gli è riuscito nella partita. È rimasto contro Taranto. Taranto che ha concluso questo torneo, questo Memorial, Carlo e Michele Fidale, finendo quarta posizione e perdendo tutte e due le partite 3-0. Mentre il Bari ieri ha vinto proprio contro la terza Aversa con una fantastica partita, soprattutto il terzo set vinto dall'Aversa, partita poi finita 3-1. Adesso Samuele Aprile, Muro a 3, grandissimo Muro della Jolly, si è visto anche ieri questo Muro a 3, 2 muri di fila. Adesso ne abbiamo visto un altro e ancora Samuele Aprile al servizio per la Jolly, che ha ripristinato il punteggio, 15 pari. C'era Bellucci a Muro da solo. sì, rimbalzo sulle mani del numero, non lo vediamo, ci vogliono numeri più grandi purtroppo dalla nostra postazione. Intanto il numero 5 Giorgio Luca al servizio. Jump float anche per lui, Matteus Dallagnol, poi attacco centrale Gianluca Colino messo a segno e siamo di nuovo sul 16 pari. Stavo notando che non sono stati chiamati i time out tecnici sull'8º punto e sul 16º punto, ieri invece alla prima chiamati. partita sì, poi alla seconda in serata no. Alessandro Bellucci al servizio, 5 frondi in più 1. Lunga. Salomone recupera. Bravissimo. Bellucci, Lagana dal suo posto mai out purtroppo. Peccato perché Salomone ha fatto un ottimo recupero sotto al muro, invece poi Bellucci ha fatto una grande alzata. Peccato per Lagana, non è riuscito a trovare la giusta mira. Numero 14 La Torre Riceve Dallagnol e attacca Matteus, attenzione, buona ribalza sulla testa sì, di Matteus. È in campo l'attacco del numero 8 Fabio Scio e porta a 2 lunghezze di vantaggio il Bari, 16-18. numero 14 al servizio. La Torre, Matteus ma è lunghissimo, molto alta, chiedono il tocco ma non c'è stato. Nemmeno Matteus ha protestato. Sì, lo cercava, lo chiedeva. Time out in questo momento. E fa bene Polimeni, sì. Va bene Polimeni a chiamare il time out, dato che non ci sono i 2 time out tecnici. Siamo sul 16-19, Bari avanti 3 punti. Nella panchina della Jolly, chiamato in rosa Giacomo Varamo, classe 2001, cresciuto nelle giovanili della Jolly. E anche Alessandro Santacroce, il secondo libero, che è cresciuto invece nel Siderno in classe 2000. Più giovane? No, c'è Giacomo, il più giovane. C'è Giacomino, il nostro Giacomo. La Torre sempre al servizio, si
Si ricomincia 16-19. Tesa. Bellucci, bella l'alzata. Tocco del muro. Una grandissima crescita di Alessandro Bellucci, vero Renato? Eh sì, è stato riconfermato. L'anno scorso ha fatto una bella... È venuto alla Jolly in fascia, possiamo dire, no? Sì, Cresciuto durante la stagione. è entrato in diverse partite, chiamato dal coach Polimeni, ha risposto immediatamente entrando da panchina e Soprattutto, quest'anno riconfermato. sì, e soprattutto nelle ultime partite era anche titolare. Intanto abbiamo visto Mateusz Dalagnol scaraventare la palla sulla rete, che dà il 20° punto. Fabio Oscio Vari. al servizio, al salto, Salomone, Ah! Un'alzata a metà, diciamo, di Bellucci. sì, non si trova con Colino, che è la sua seconda presenza, è arrivato 2 giorni fa, è stato riconfermato. Tocco del muro, recupero, ma c'è una invasione. Sì. Numero 7 indica il secondo arbitro. 18-21. Concolino al servizio. Alza Dalagnol. Tocco del muro, recupero. Non c'è. Tentano il intuffo il numero 6 Rinaldi, ma non raggiunge la palla. 19-21. Sempre Gianluca Concolino, non Giovanni. Gianluca Concolino. Sì. Un muro, però c'è ha un'invasione. toccato la rete. Di nuovo il numero 7. Ha toccato sia palla che rete dopo aver mandato la palla nell'altro campo, mentre abbassava il braccio ha toccato proprio la parte superiore della rete. Adesso ancora Gianluca Concolino al servizio, ma viene chiamato time out da parte del Bari, il secondo del set, terzo in totale, con uno chiamato dal mister Polimeni. Quindi Bari ha finito il time out. Tu la sai la storia di Gianluca? Quando anni fa è arrivato a giocare a Cinquefrondi, era la sua prima volta che giocava a pallavolo, che era un calciatore. Circa 4-5 anni fa, mi pare. Un 2,02 m tolto dal pallone, dal campo di calcio e trapiantato in un campo di pallavolo. Una storia simile l'abbiamo vista nell'Aversa, dove il numero 13, oddio non mi ricordo più il nome, è cresciuto nelle giovanili addirittura dell'Atalanta a calcio, poi all'età di 17 anni si è messo a giocare a pallavolo, prima con un ruolo di alzatore, poi con il ruolo di schiacciatori. Infatti nell'Aversa stava giocando schiacciatore, però lui ha avuto un problema. Proviene da un grave problema di salute. Quando ha iniziato a giocare in Serie A, ha avuto un cancro alla schiena e poi è riuscito a riprendersi ed è arrivato
a rigiocare nell'Aversa. Tanto 21-22, cambio nel Bari. E si prepara alla battuta della Jolly Laganà, molto forte, bravo Samuele Aprile al muro, recupero in campo, Salomone alza, bene per Laganà, ancora Salomone dopo il muro, cambio, e poi bravissimo Chillemi, viene recuperata la palla, ancora Muro, Laganà stavolta a ricevere, Bellucci cerca proprio Laganà e il Muro stavolta non riesce a rimandarla nel campo della Jolly, si infuoca il palo Bonini, 22 pari, ristabilita la parità. Bari è una squadra molto coriacea, ha vinto con l'Aversa nonostante una grossa differenza di altezze. Non si trovano questo primo tempo i giocatori del Bari. 23-22 in vantaggio la Jolly. Dicevo, hanno disputato una bellissima partita, vero? Sì. Laganà ancora al servizio, sempre forte, sempre lì al centro, a posto 6. Poi Samuele Aprile manda indietro questa palla, nessuno è riuscito a prenderla. 23 pari. P4 Jolly prende Laganà, però la palla va a finire nell'altro campo, la schiacciata fortissima viene presa da Salomone, costretto poi a rimandarla di linebacker. Si prepara il muro della Jolly, no, peccato, c'è stata una bella difesa da parte della Jolly. 23-24, time out chiamato dal coach Polimeni. Rientrano le squadre in campo. Riceve Salomone, alza Bellucci e poi attacca Chillemi. Sempre Bellucci che cerca Salomone, non al meglio per Laganà, che infatti viene murato e porta il set al Bari. Quindi Bari 1, Jolly 0, 23-25.
Fischia l'arbitro, pronte a rientrare in campo le squadre. 25-23 il primo set vinto dal Bari, in diretta dal Palabonini di Cinquefrondi. Pronto alla battuta il Bari con il numero 7 in campo. E certo, se non giocava, se non era in campo, Gabriele. Si presta a queste battutine. In campo Giovanni. È in campo. Ora è tutto pronto. Può battere in campo. Su Matteo Dall'Agnol. Subito il muro. Ancora in campo al servizio. Molto forte, riceve bene Salomone e Laganà mette con una diagonale stretta, uno pari. Gianluca Concolino al servizio. Il mancino di Concolino, molto spinta. Bellucci non al meglio, costretto al bugger Matteo Dall'Agnol, palla rimandata di là. Bellissimo l'attacco. 1-1 che stavolta va fuori la palla. Non trattiene il muro di Laganà. Ottiene in mani fuori l'attacco del Bari. Mentre Giorgio Luca al servizio. Laganà costretto al pallonetto. Bellucci ancora cerca Laganà che viene murato. Sono state prese le misure ed è subito time out chiamato dal mister Polimeni assieme al suo assistente Franco Giglietta. Time out quindi sull'1-3. Finito il tempo del time out, le squadre pronte a rientrare in campo. A servizio il numero 8 Scio. Jump float per lui. Si propone all'attacco Chillemi, attacca il Bari, viene murato ma mani fuori. Altro punto per il Bari, 1-4. Servizio ancora a Scio, non benissimo Chillemi. Matteo Dall'Agnol trova bene però Laganà, bravo Matteus qui. Ottima anche la schiacciata di Laganà, trova lo spiraglio esatto.
al servizio numero 14, Laganà. Fortissima la sua battuta. Un primo tempo viene recuperato dalla Jolly, ancora Laganà, cambia gioco l'alzatore del Bari, poi manda out lo schiacciatore del Bari, la posizione 4, ancora Laganà al servizio. Benissimo questa battuta, c'è il muro della Jolly. Bellucci stavolta sceglie la pipe di Mateus Dall'Agnol, ancora un altro muro del Bari, funziona bene il muro. Punto Jolly, Chillemi al servizio, anche lui la sua spin, cercato il posto 4, riesce a prenderla Laganà, poi c'è il muro dentro, peccato perché c'è stato un grande recupero nella Jolly. Punteggio su 4-6. Battuta sulla rete da parte del numero 8 del Bari, Scio. Ora nella Jolly Samuele Aprile al servizio. Attacco dal posto 4, messo a segno. Renato, ma l'hai staccato. Hai staccato il mixer. Problemi tecnici, scusateci, li abbiamo risolti. Tanto siamo sul 6-9 per il Bari, avanti 3 punti. Al servizio il numero 9 Petruzzelli. Bellucci in bagger, costretto al pallonetto, vincente. Cambio nella Jolly, esce Chillemi ed entra il numero 16 Anthony Imbesi, proveniente dal Club Italia. Al servizio per la Jolly Mateus Dall'Agnol, il martello brasiliano.
Ottima battuta. E ottimo anche il muro della Jolly, proprio con Laganà. C'è stato un attimo caduta la linea, siamo ritornati. Siamo 8-9 per la formazione ospite. Ancora Matteus Dallagnol al servizio. Out questa volta. Al servizio per il Bari, numero 7 in campo, Giovanni in campo. Anche lui la sua spin ricevuta da Matteus Dallagnol, però la palla va a finire nell'altro campo e il centrale non si fa pregare, il numero 5 Giorgio Luca. Quindi altro punto Bari, 8-11 in campo ancora al servizio. La spin Ottima, ricevuta molto bene da Salomone e poi un grandissimo attacco di Laganà. ottima schiacciata, ottima ricezione del nostro libero che ha messo in condizioni Bellucci di alzare una buona palla per Laganà, che non si è fatto pregare. Gianluca Concolino al servizio. Pallonetto, seconda linea. Calpesta la linea. Quindi 10-11, Jolly che si riporta a -1. Petruzzelli. Concolino ora al servizio per la Jolly. Ci ha provato Matteus Dallagnol, che era lì a prendere questa palla. 10-12, Bari avanti con Giorgio Luca al servizio. Imbesi riceve e attacca, viene burato, mani fuori. Laganà al servizio. Ed un ace secco di Laganà che riporta in parità le due squadre. Grandissima battuta, una jump spin, ancora lui al servizio, la lancia in modo differente, la colpisce anche in modo differente. Muro, Bellucci sceglie proprio Laganà ed è out, la scaramenta out. Torna in vantaggio il Bari. Al servizio il numero 14, La Torre. Prova. Grandissima schiacciata nella Jolly. E poi risponde anche il Bari. Non riesce a difendere questo pallone Matteus Dallagnol. Un altro punto del Bari, avanti 14-12. 14 proprio il numero di chi va a battere. Riceve Imbesi e Imbesi schiaccia. La ricezione non era al massimo. Stavolta trova il mani fuori. Laganà porta sul 13-14.
dopo un'alzata al limite di Bellucci con una ricezione di Imbesi non al meglio, risolvono con questo attacco di Laganà. Imbesi al servizio per la Jolly, anche lui ha una spin, però la manda sulla rete. 13-15. Servizio Scio. Attenzione, di nuovo Bravissimo Salomone, 2 recuperi di fila. Ale, L'ha presa? No. Punto Jolly. Palla Bonini, esulta alla grande. eh sì, tutti ad abbracciare Salomone che ha fatto 2 interventi notevoli. In copertura. Per un momento quella palla lì mi ha ricordato qualcosa. Sì, non torniamo in quel di Palermo. Samuele Aprile al servizio. Riceve in campo e in campo si propone con un mani fuori. Avanti di 2 punti, 14-16 il Bari, chiamato il time out. Sembrerebbe un tecnico, ma Non lo è. Chiamato il time out da parte del mister Polimeni, che quindi termina i time out a disposizione. Dall'altra parte invece il coach Cavalera li ha tutti e 2. Di Gregorio a servizio per il Bari. Riceve Imbesi e attacca Mateus Dall'Agnol, trova il punto giusto. impatta bene Mateus Dall'Agnol mandando nell'angolino di posto 5. 15-16, accorcia le distanze la Jolly. Bellucci poi alla battuta. Non bene la ricezione. Bellucci riceve. C'è stato Mentre invasione a muro. Nessuno ha protestato. E la Jolly al servizio Petruzzelli. Di Bari. Opla. Salomone spinge la palla a Mateus. Poi c'è il tocco del muro. Il centrale del Bari ha trovato mani fuori. Giorgio Luca. 15-18. Sempre Petruzzelli. Avanti di 3 punti Bari. Petruzzelli su Imbesi ancora una volta. Imbesi attacca, ottima la difesa, poi non si intendono Sì. i due Giorgio giocatori Luca e il numero 14 La Torre. Classico discorso, vai tu, vado io. Non va nessuno dei due. Pronto il martello brasiliano della Jolly al servizio. Anche lui una spin sul rete, anzi sul braccio di Imbesi. Sta di fatto che regala un punto al Bari, 16-19. Sempre
in campo Giovanni, non è ancora uscito e va alla battuta. Ottima. Bellissima la spinna. E risponde allo stesso modo Salomone. Murato Imbesi, non c'è copertura. Non si può pretendere che Salomone faccia tutto però, Sì. Salomone che prende l'eredità di Peppe Zito, è stato 2 anni consecutivi alla Jolly. Salutiamo i genitori di Peppe. Out. Questa volta c'è una battuta diversa, la battuta in campo e fuori campo. Gianluca Concolino al servizio. Out. 17-21. Grandissima la schiacciata dell'opposto cinquefrondese. Sale, Laganà prende la scala dei pompieri. Laganà. Rivediamo il replay offerto dalla regia di Annalisa Gallo. Intanto Laganà a servizio. Buona buona anche la schiacciata. Out con la palla. Buonissimo ancora Laganà. Si abbracciano forte i giocatori della Jolly e intanto c'è un cambio per il Bari. Entra De Tellis, è uscito Giorgio Luca. 1 o 2 cambi? Quanti ci sono stati? Uno. È entrato il numero 1. Fortissima la battuta. Ritorna di qua. Pipe di Mateus. Bravissimo Bellucci con la giusta intesa trova Mateus Delagnol, sempre pronto per una pipe. Siamo sul 20-21, Jolly che ha accorciato le distanze. Di qua si chiede formazione. Vuole interrompere la striscia positiva della Jolly e chiama anche il time out. Il primo. Sì, ne ha a disposizione un altro. Forse chiedeva se aveva chiesto time out, che hanno discusso con... Non lo so. Rientrano in campo le due squadre. Laganà al servizio per la Jolly. Ottima di nuovo. Ritorna di qua la palla e attacca per l'ultima volta out. Sì. Peccato, sì, perché c'è stata una gran bella azione. Ha cercato l'angolino di posto 1, ma la palla ha deciso di oltrepassarla la riga di fondo campo. Bravo, recuperata però la palla. Bravi giocatori del Bari. Anche Salomone troppo vicina. Imbesi, ce la fa Imbesi. Sì, stavolta non c'è stata la copertura giusta nel Bari. Ha approfittato Imbesi
trova il punto per accorciare le distanze di nuovo, siamo sul 21-22. Con una palla che era molto vicina alla rete, il mancino siciliano porta il punto a casa, 21-22, intanto si appresta lo stesso alla battuta. Stavolta non l'ha forzata. Primo tempo fermato. Stagliagnol riesce a recuperare la palla, troppo ma non c'è lunga. nessuno di là. Sbaglia Salomone, mandato una palla troppo lunga a cercare posto 2. Ha tentato uno scatto Laganà, ma non si chiama Mennea. Muro 1 che porta al set point il Bari, 21-24. Mateus di forza annulla questo primo set point. Primo set point annullato. Cambio. Esce Jolly. Samuele Aprile. Entra Leonardo Marcondes. Secondo palleggiatore. Entra un palleggiatore al posto del centrale per la battuta. Imbesi riesce a recuperare, attacca Dallagnol, muro. Trova il muro ben sistemato del Bari. Abbiamo visto molti punti in questo set su un muro del Bari, cosa che invece nel primo sembrava funzionare nella Jolly. Sta di fatto che qui al Palla Bonini Bari vince 2-0 di set. Primo set finito 23-25, il secondo 22-25. Ricordiamo, stamattina si è disputata la finale terzo e quarto posto di questo Memorial Carlo Michele Fidale. Aversa contro Taranto. Aversa che ha vinto secco 3-0. È stata premiata stamattina la squadra. Abbiamo mandato un pezzo di diretta sulla pagina Facebook che vi invito a dare una visita, di lasciare un mi piace. Passate anche dalla pagina Instagram. Non c'è l'audio. È ritornato l'audio, sì. C'era un'errata impostazione, Gabriele, sull'audio, quindi i nostri web spettatori hanno dovuto abbassare ok, dovremmo esserci. a 0 Bari in questo quarto Memorial Carlo Michele Fidale, in diretta dal Palla Bonini di Cinque Frondi. Stamattina si è disputata la finale terzo e quarto posto tra Aversa e Taranto. Aversa che ha vinto con un secco 3-0.
Aversa ieri sconfitto proprio dal Bari per 3-1. È stata una grande e bella partita. Stamattina abbiamo pure trasmesso un piccolo pezzo di diretta sulla nostra pagina Facebook della premiazione. Vi invito a lasciare mi piace alla pagina e di seguirci su Instagram @edicola di Pinuccio. Intanto rientrano in campo le due squadre. (23-25) il primo set, 22-25 il secondo set. Si ricomincia. Si riparte sempre con i soliti 6 di inizio partita in tutti e due i campi. Ovviamente Leonardo Marcondes ha lasciato di nuovo il posto a Samuele Aprile, che era uscito a fine secondo per lasciare il servizio proprio al brasiliano Marcondes. Tutto pronto, si può ricominciare. Anthony Imbesi al servizio per la Jolly. Out. Inizia male la Jolly. Colpisce pure male la palla Imbesi, il numero 16 della Jolly, a servizio Giorgio Luca. Jump float su Imbesi. Col primo tempo non benissimo. Pallone al campanile. Poi Matteus Dalagnol riesce a recuperare con il piede. Bari, però chiamata doppia. A me non mi sembrava proprio doppia, perché prima è andato al muro, poi l'ha presa con un piede. Era già a terra quando probabilmente Preso ginocchio e poi piede. la regia ci dice prima ginocchio e poi piede. Visto dal replay. Samuele Aprile al servizio. Molto lunga. Ancora out. Altro punto regalato al Bari su 2 errori a servizio. Prima Anthony Imbesi, poi Samuele Aprile. Ora al servizio per il Bari va il numero 14, La Torre, che non è il Rione di Cinque Frondi. Laganà trova il muro, ottima costruzione di gioco, infatti poi c'è il punto con un mani fuori da posto 4 per il Bari. 1-3. Ancora La Torre al servizio. Bellucci, primo tempo per Gianluca Concolino, che chiede il tocco, non viene concesso, pallone out. Carica la squadra Anthony Imbesi nella Jolly, mentre si prepara ancora al servizio La Torre e Bari. Attacca Matteus Dalagnol, Matteus viene murato dalla coppia Petruzzelli di Gregorio. Ancora una volta c'è stato un muro del Bari, un ottimo muro. La squadra ospite adesso ha chiamato il time out da mister Polimeni con il suo assistente Franco Giglietta. Prima nel secondo set è chiamato sull'1-3 dopo 2 muri consecutivi del Bari, adesso sull'1-5. Pronte a rientrare in campo le squadre.
Ancora la Torre al servizio, riceve Imbesi, non bene, infatti c'è il Muro pronto a rimandare la palla nel campo della Jolly. Cambio di alzatori nella Jolly, esce Alessandro Bellucci, entra Leonardo Marcondes, abbiamo visto giocare anche ieri, esattamente verso il terzo set. La Torre al servizio, sempre su Imbesi, ottimo attacco di Laganà, prende la palla Marcondes, poi attacca Mateus Dallagnol, non forte, e poi c'è stato anche attacco al posto 4 del Bari. Scio Fabio Fuori. tenta una parallela ma troppo lunga. Jolly adesso in +1 anche l'avversario. Al servizio appunto l'alzatore Marcondes. Bello. Salta il muro. Petruzzelli. Sì, salta il muro. Laganà c'era, non c'era. Però il centrale cinquefrondese. E ciò regala il punto a Bari. Mentre Scio alla battuta. Marcondes sceglie il primo tempo, Gianluca Coccolino la manda di là, prende Salomone, ha subito un colpo alla schiena, poi trova il mani fuori, sembra essersi ripreso Francesco Salomone, Sì. che adesso raccoglie palla. È stato uno dei primi infortunati durante le fasi di preparazione. Mateus Dallagnol al servizio, il martello brasiliano della Jolly, spin Out. ancora fuori, a servizio per il Bari di Gregorio. Riceve Imbesi, Leonardo E attacca Marcondes, Imbesi. sì. Molto bene la costruzione della Jolly qui, come sempre una buona ricezione e poi un buon attacco. Una buona ricezione mette sempre in ottime condizioni l'alzatore, che può fare quello che vuole. In questo caso ha riscelto Imbesi, Leonardo Marcondes. Ora Coccolino al servizio, Muro a 1, ma torna, è out però, passa di qua. sì. Centrale contro centrale, abbiamo visto Muro di Samuele Aprile, palla che poi non è stata difesa al meglio. Adesso di nuovo Coccolino al servizio, 3 punti separano le due squadre e Coccolino sbaglia ancora al servizio. Ricordiamo nella Jolly l'elemento di esperienza, Limberger, che è anche lui un ritorno, è infortunato in panchina. Nardi, Anche Nardi, sì, altro brasiliano. Intanto un ottimo attacco di Samuele Aprile. 6-9, sempre 3 punti a distaccare le due squadre. Ed inizia il turno di battuta di Laganà. Sempre molto forte, ottima la ricezione, tocco del muro. Bravo, si Mateus. ricostruisce Laganà all'attacco. No, Imbesi, cosa fai? Bravissimo Laganà a difendere. Imbesi, Imbesi 2. sbaglia di nuovo Imbesi, mandato la palla sulla rete. Peccato perché c'è stato un grande recupero di Laganà. 6-10.
al servizio il numero 7. Indovina? In campo. Non al meglio la Momento... ricezione, costretto al bugger. Poi attacco di Imbesi. Dentro, molto buono. Vediamo il replay. Al servizio ancora Anthony Imbesi, proveniente dal Club Italia. Stavolta non la forza. Oh, l'aveva presa la Ganà. Sì, Scio. La Ganà, compaesano di Mister Polimeni. Giorgio Luca al servizio. No! Di nuovo momento ricezione, negativo sì, della ricezione di Imbesi. Anthony Imbesi. Chiamato ancora time out da Mister Polimeni. Finiti quindi i 2 time out a disposizione, mentre Bari ha tutti e 2 i time out discrezionali a disposizione. No, tengo. Di nuovo Non Imbesi. meglio, sì. Preso di mira Imbesi. Sì. Attacco molto buono. Al posto 4. Che è il numero 8? Numero 8 che adesso va a battere. Numero 8 che va? No, il 5 No, che 5. va. Allora l'8 è Scio, Sì. l'ultimo attacco, mentre il 5 è Giorgio Luca. Sono out. I 2 barbuti della formazione di Bari. Il terzo semibarbuto è in campo. Samuele Aprile al servizio. Al pizzetto. Samuele Aprile al servizio. Petruzzelli si fa murare. Bravissimo Matteus Dalagnol. E ora ancora Samuele Aprile al servizio. Non bene la ricezione del Bari. Però riesce comunque ad attaccare e trova un mani fuori. Si riscatta subito. Dovrebbe essere il numero 5. No, era il numero 8, era Scio. Numero 5 in panchina. Servizio, La Torre. Leonardo Marcondes trova Matteus Dalagnol. Bravo, bravo. Di nuovo Scio. Sì, sì. Non riescono a fermarlo. In confusione la Jolly. Male le ricezioni. Ed è da lì che partono i punti per l'avversario. Intanto si confrontano i 2 arbitri. Gli è cascato il fischietto. Pensavo stesse andando
dirle qualcosa. Sì. I ragazzi del Bari dicevano: ma ce lo dicevi, te lo raccoglievamo noi, invece di chiamare il secondo arbitro. Sempre su Imbesi, questa volta la Ganà non può. C'è di tutto di più, invasioni, di nuovo questo fischietto. Sta fischiando troppo forte e gli scappa. Cambia ancora nel Jolly, ritorna il palleggiatore titolare che ha qualcosa da dire ai suoi. Rientra Alessandro Bellucci, quindi esce Leonardo Marcondes, che ora Marcondes stesso è a confronto con Franco Giglietta. Preso di mira ormai Anthony. Besi, sì. Mateus Dallagnol tocca il muro, difende Alza. bene il Bari, e poi c'è la grande schiacciata del solito. sì. Scio 9-17. Diciamo che il Bari sta andando in scia. Grazie a Scio. Adesso al servizio ancora la Torre. Più che seguire la scia seguono lo scio. Ad una mano Anthony Imbesi, Si voleva, probabilmente lo voleva troppo, la voleva lasciare, poi ci ha ripensato. Sì. Tanto probabilmente un'azione da dimenticare. La Torre colpirà di nuovo Anthony Imbesi. Sì, preso di mira e notato che non riesce a difendere il bene. coach, il mister del Bari, quando Grandissima scopre una ottima, Bellucci. intanto questo attacco sì. di Mateus all'angolino. 8 punti di distacco tra le due squadre. Dicevo ieri, quando hanno giocato contro l'Aversa, dava sempre le indicazioni sul giocatore più debole. Io ero vicino e potevo vedere le indicazioni. Bellucci al servizio. Primo tempo ottimo effettuato dal Bari. Cambio. Entra il numero 13. Meringolo, Mattia Meringolo. Vediamo se la sua battuta è dolce, Gabriele. Mi guardate con occhi strani, come una meringa. Sì. Jump float. Vedi che sempre su Bellucci, Imbesi. la Ganà è out, però c'è il tocco del muro, sì. Mani fuori, quindi Jolly che guadagna l'11° punto in difficoltà, molto in difficoltà in questa partita la Jolly. Mateus Dallagnol al servizio. Bravissimo l'alzatore del Bari che imposta molto bene. Ancora una volta l'abbiamo visto, volta stavolta c'è stato il murato ben organizzato della Jolly. Petruzzelli viene murato dopo diversi scambi. Mateus Dallagnol al servizio per la Jolly. Rinaldi di nuovo sta ricevendo molto bene. Petruzzelli questa volta a terra. È in forma l'alzatore, molto bravo a gestire questi palloni. Tanto un altro cambio, entra il capitano De Tellis. No, riesce però a prenderla Salomone. Ok, sarà il caso. Fuori. Questi ultimi punti
Anthony Imbesi ancora una volta ha sbagliato la ricezione, ci ha provato Salomone, ce l'aveva fatta, pallone però che tocca e quindi fuori. Stavolta la palla va a finire su Salomone, tacca la Ghana, out, non c'è il tocco, protestano un po' tutti sul 12-22. Intanto grida tutto il Palabonini contro il numero 7 in campo, che si è rivolto con un gesto. Ora ha accusato. Bravissimo il gesto, un grande fair play. 13, il gesto 21. Che faceva sembrava offensivo, invece era il gesto, l'ho toccata. Fatto fair play, però era girato di spalle, toccato, sì. E quindi lo poteva vedere soltanto il pubblico e gli scout. Va bene, 13-21. Concolino, servizio, il muro della Jolly con la Ghana, c'è il punto. 14-21. Si è svegliato il Palabonini. Sì. E ancora Gianluca Concolino al servizio. Ottimo primo tempo, stavolta Bellucci la prende bene. Mateus Dallagnol costretto al bugger, lungo. Primo tempo, ancora Mateus Dallagnol, palla che ritorna di là. Bravissimo qui l'alzatore. E beh, si intendono Bellucci e Concolino. Concolino dai 2,02 m arrivare su quella palla. Scendere giù al piano terra è difficile. Il problema che si è visto ieri nella Jolly, invece, anche se ha vinto 3-0, era quando riceveva Bellucci non andava nessuno a prendere il pallone del secondo tocco, e stavolta Imbesi riesce a trovare un grande punto. La Ghana al servizio per la Jolly. Bellissima spin, muro della Jolly, attacco da dietro, ancora una volta muro della Jolly con Anthony Imbesi, non passa Petruzzelli. 17-22, 16-22, Anthony Imbesi che si è un po' svegliato nella sua posizione avanti, Meringolo non riceve di Domenico Laganà, che porta al 17° punto la Jolly. 17-22. La palla è scesa velocemente sui piedi di Meringolo e stavolta viene chiamato il time out. Era un po' obbligatorio questo time out per il Bari. Sul 17-22, dopo 4 punti consecutivi della Jolly. Già pronto il Bari a rientrare in campo. Polimeni ancora sta parlando con i suoi, soprattutto con Laganà. Adesso rientrano in campo le squadre. Laganà al servizio ancora per la Jolly dopo il suo ace. Rinaldi. Forza di nuovo, viene recuperata la palla. Free ball. Vediamo come la sfruttano con Samuele che va in campo. Dentro, sì. Bravissimo. Bravo Samuele. Bravissimi ragazzi in questo primo tempo. Soprattutto bravo Samuele Aprile. Abbiamo visto anche lui in grande crescita l'anno scorso.
era panchinaro fisso, poi è stato, grazie a grazie agli infortuni dei due centrali, prima uno poi l'altro centrale l'anno scorso. Tocco della protesta tutto Paolo Bonini, protesta anche la panchina. Ma si è visto la Ganà riesce a riprendere la pipe, un po' di confusione, ancora la Ganà a ricevere e ora attacca anche, buonissima la difesa. Bellucci sceglie il primo tempo. Bravo Samuele di nuovo, ora si casa. Palla Bonini che esulta alla grande, 19-22. Giallo per la Jolly, un po' insensato questo giallo, però di sicuro per le proteste di prima. Ho visto l'arbitro indicare verso la panchina, quindi sì. Di sicuro per le proteste esagerate della panchina, ma mi pare esagerato il giallo a me. Proteste non penso, perché avevamo prefatto il punto, probabilmente per l'esultazione del dirigente in panchina. In un torneo amichevole poi il giallo, vabbè, giusto per far calmare gli animi. Chiede anche formazione il Bari. Sì, è normale. Sul 19-22 c'è la Ganà al servizio, quindi allora incita la squadra, il palazzetto dello sport, la Ganà ancora forte, questa volta Meringolo Muro di nuovo, Samuele Aprile bravissimo. 20-22 in tilt il Bari con e ancora time out speso bene dall'allenatore Cavalera Antonio. recuperati 5 punti consecutivi dalla 5 fronti, secondo time out. 5 punti consecutivi, eppure prima sono stati recuperati 4 se non sbaglio. Carichissima la Jolly in questo momento, carico anche il palazzetto, in stand by per adesso il Bari. 20-22 la Ganà ancora al servizio, forza di nuovo. Bravissimo la Ganà, tutto il Pallabolini in piedi. Il giallo di nuovo? Ci vuole il giallo di nuovo? Bravissimo l'opposto della Jolly. Cambio, esce Meringolo, rientra Scio Fabio. Jolly grida il palazzetto. Ricezione composta da Rinaldi. La Ganà Scio ancora al servizio. è in campo. Ancora una volta. Ecco, riceve Scio. Questa Petruzzelli questa volta sì, mette giù e spezza. Questa serie è positiva. Sì. Peccato, siamo sul 21-23. Vediamo come risponderà a questo punto la Jolly. In campo Si accende la partita, sicuramente verrà cecchinato Imbesi. Eccolo. E Imbesi si riscatta. Fuori. Out. Match point. Non è 3 match point. Il mancino 5 frondese Imbesi.
messo a segno pochissimi attacchi, solo quando era avanti, quando è stato dietro non ha giocato al meglio. Mateus Dalagnol qui, la Ganà, bravo la Ganà, a mettere a terra questa palla. 22-24, annullato il primo set point. Imbesi al servizio ed è pronto Chillemi. Cambio, sì, cambio, esce proprio Imbesi, entra Chillemi. dai Giovanni, Secondo me dotato si di doveva una fare prima buona questo battuta, cambio. vediamo a freddo quello che succede. Si doveva fare prima, secondo me, questo cambio. Solo che Polimeni di sicuro vuole far crescere Imbesi. Certo, invece non forza. No. Ed è a terra, vittoria del Bari, finisce 22-25 il terzo set, molto Bravissimi a rispondere in questo intenso. terzo set. I ragazzi ci hanno provato, hanno fatto il tutto possibile. Sì, Sta di fatto che il quarto Memorial Carla e Michele Fidale termina qui con un altro 3-0, il terzo su quattro partite in questo torneo. Un 3-0 secco del Bari. Quindi prima posizione assegnata alla Pallavolo Bari, ci sono gli applausi di tutto il palazzetto alla Jolly. Seconda posizione appunto per la squadra di casa, Pallavolo Jolly 5 Frondi. Terza posizione per la Pallavolo Aversa, premiata stamattina al termine della partita. Mentre si preparano i trofei sul tavolino, con le rispettive targhe. Jolly che di sicuro imparerà molto da questa sconfitta. Jolly che ancora deve crescere. Taranto stamattina ha perso anche 3-0 contro l'Aversa. Intanto stretching per i giocatori della Jolly. è stata una partita intensa, Imparerà molto da questa sconfitta. Sì, un ottimo allenamento, previsione della prima partita in casa di sabato 14. Inquadrato il classe 2000 Alessandro Santacroce, Il piccolo libero.
ottima prestazione di Salamone, sì, si è visto anche ieri. di Laganà. Laganà soprattutto in questo terzo set, protagonista con 2 o 3 ace, non mi ricordo. Non li ho contati. È stato In molto bravo al crescendo confronto. Samuele. È stato molto bravo a tenere questa striscia Laganà, a non mettersi pressione e a non sbagliare la battuta. Sì, rientrando anche da un time out, da una richiesta di formazione, 2 richieste di formazione Una richiesta di formazione e 2 time out. e 2 time out. Hanno fatto di tutto per interrompere la striscia positiva della Jolly e alla fine ci Molto sono riusciti. concentrato. Sì, ma non in battuta Anche, però. stretching anche per il Bari, per i giocatori del Bari. Un'azione molto compatta. Prova. Siamo in attesa della premiazione. I giocatori ancora stanno facendo a bordo campo
Allora, siamo in attesa della premiazione, si stanno organizzando. Mentre ancora le squadre continuano con il loro stretching, si preparano. Prova. Allora, concluso il memorial a ricordo di Carla e Michele Fidale, ora passiamo alle premiazioni. Il professore Ceruso, presidente della Jolly Cinquefrondi, premia la squadra prima classificata, la pallavolo Bari. Al microfono il DS Giuseppe Longo premia il presidente della Jolly Ceruso. Nel ringraziarli per la partecipazione tenuta, speriamo di aver lasciato anche loro il ricordo di una bella esperienza in questi 2 giorni. Ora Domenico Panuccio, presidente della Federazione Provinciale Pallavolo, premia i secondi classificati, la Jolly Cinquefrondi. Il capitano Giovanni Chillemi ritira il premio. Domenico Panuccio, presidente regionale FIPAV, premia Giovanni Chillemi. Le famiglie Fidale si avvicinano, passeremo alla premiazione degli arbitri che hanno gentilmente partecipato a questo memorial. Li ringraziamo per la serietà e la collaborazione che hanno dimostrato questi 2 giorni. Un applauso anche l'avvocato Roberto Fidale premia il arbitro. Ringraziamento speciale a tutti voi, anche al pubblico che è stato vicino. Avvocato Fidale, l'appuntamento adesso fratello del compianto Michele, premia l'arbitro per l'inizio del campionato nazionale di Serie B. I nostri ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di essere professionisti seri, hanno dimostrato tanta passione e il nostro calore è fondamentale per iniziare bene la stagione prossima. Grazie e buona serata. Allora, siamo giunti alle conclusioni di questa diretta pallavolistica. Vi ringraziamo per averci seguito fino a qui. Noi vi mandiamo stavo dicendo vi mangiamo, è ora di cena. È ora di cena, è ovvio. Vi mandiamo l'appuntamento a sabato prossimo con la prima 18 di campionato qui in diretta dal Palabonini. Ancora una volta grazie. Bari vincitore del quarto memorial, Carla e Michele Fidale. Vi possiamo salutare e alla prossima con l'edicola di Pinuccio. Arrivederci, a sabato prossimo.